A parte l'influenza, io niente. sono dispiaciuto del fatto che lei stia male, spero che in questi giorni, prima di tornare poi lunedì prossimo, Ma io ti cosa sto? stia meglio. Che è successo? Mia cucina Iaffia mi contava una cosa. Siccome al paese è venuta a abitare una donna, da poco. Da poco tempo. Una bella donna. Bella donna. Ma bella. Com'è? Le due cose, una casa di salute. È sempre esposta a mansione. La signora. Che a tramontana non aveva, un'altra lì ci spunta il sole. Va bene. E allora mia cucina Iaffia, siccome tutto il paese ce ne abbiamo accorti, no? Di questa donna così Ce carina. ne siamo accorti. Magari Ma io no, perché al suo paese non ci vengo. Ce ne siamo accorti, voce del verbo essere, dove essere al paese, popolo? signora Rosa, sa fare canusce, sa Io fare... se vengo al paese mi faccio conoscere da tutti e parlo con tutti di lei. Sa fare senta magari di me. Cioè, ovviamente. Che stiamo insieme, mi porta a mangiare, Bravo. signora Rosa. Sì. Basta che papà lei, problemi non ce n'è. Io Ma scusi, lei prima mi invita, tra l'altro a casa sua dovrebbe pagare lei, vabbè comunque verrò al paese sicuramente. Ma io, signora Rosa, non ci stavo dicendo. È venuta questa donna? Questa donna. Proprio passando ieri, Sì. mi facevano Alfio, mi acchiappavo, e mi disse, ci ho stato, che la signora forestiera, ci ho stato, sì. Mi disse, non ti dico e non ti conto, mi contavo 4 cose, signora Rosa, da rezzare i carri. Addirittura? Però mi disse, mentre ero nel più meglio, perché ci sono femmine berbande che queste sorprese ti fanno, devi stare attenta, no? Certo. Mentre ero nel più meglio, piglia, mi contavo ce ne arrovavo suo marito. Quindi signora sposata con il marito là, presente? Signora Rosa, Sacro Cuore del Gesù, io che t'amo sempre più. Ti prego, salvami tu. Cioè, tutto in rima, è Che chiaro. suo marito entrava in da stanza di letto, signora, Sì. una specie d'armale. Quindi non solo marito, ma anche enorme. Che andava un bugno d'armoire, che per un quarto d'ora e sportello picciuno da così, a pecchione. Poi non contento di questo, niente, avevo che c'è di ridere, ne usciva la pistola. Anche, Sì. quindi enorme, nerboruto e armato. Era nerboruto. Era nervoso. Qua. Che pigliava la pistola e minacciava Alfio quando mi contavo che a lui arrivivo il momento. Alfio quando me le ha raccontate questa cosa, siccome rivivivo il momento. Rivivivo. Sì, ho capito, io ho capito. È lei che non sa dirlo. Ha rivivuto la passata. Ho capito. Quando ha rivissuto il momento, rivedendo la scena, diventava una faccia bianco come morto. Come mi viste da pistola puntata. Io dice che pareva il rapparetto diventato un daddoletto. Sì. Che dice usava un grilletto, che mi stava sparando io, lui a forza dice ti prego, non mi ammazzare, ti prego. E questo si convinceva. Sì. Dice non mi portava alla lavanderia, mi disse. E mi fece sperare 28 camicie. Scusi, non lo capisco tutto questo. Il marito è arrivato, si è arrabbiato, gli ha puntato la pistola e lo ha portato nella lavanderia. Ci ha salvato la vita e ci disse cammina con me. Lo portavo dalla lavanderia e Alfio mi disse mi ha fatto stirare 28 camicie. E io ci disse Alfio erano 30. Mi disse no, erano 28 camicie. Alfio erano 30. Mi disse mi ha fatto stirare 28 camicie. Se Alfio erano 30, poi il giorno prima l'avevo lavato io. Non mi credo.